Era il 21 febbraio del 2020 quando venne diffusa la notizia della prima vittima da coronavirus in Italia. Si trattava del veneto Adriano Trevisan, residente a Vo, nel Padovano. Da allora, nella nostra regione, il numero dei decessi sta raggiungendo la quota dei 14.000. Il presidente Luca Zaia oggi ha voluto partire dal ricordo di quello che è successo per un bilancio che ha riavvolto il nastro di 2 anni di pandemia fino ai giorni nostri, contraddistinti da una rinnovata fiducia. Io penso che oggi sia la giornata dei bilanci, ma soprattutto dei ringraziamenti. Proprio perché non ci sia neanche l'ombra di dubbio che se siamo arrivati qui, poi lo vedremo tramite che passaggi, che fatiche, che scelte anche difficili, siamo arrivati qui perché siamo stati una squadra, cioè i Veneti. Se il Veneto oggi è così è perché comunque c'è stato un lavoro di squadra. Sì, per carità, c'è sempre la voce fuori dal coro, però qui io guardo i dati, il 90% dei Veneti sono vaccinati. Il pensiero va poi ai bambini, che il presidente Zaia definisce il proprio faro, lodandoli per come hanno saputo accettare le regole e le limitazioni. Mai avremmo pensato ai primi di febbraio 2020 di affrontare un lockdown, cioè un chiudi tutto, no? C'è una chiusura totale. Allora io penso che questo Covid ci abbia anche innestato un sacco di esperienze che mai avremmo pensato di vivere. Deve restare negli annali che noi abbiamo e stiamo vivendo una delle più grandi tragedie della storia dell'umanità. Spazio infine ai numeri, al ricordo di aver presentato per primi al mondo il 2 ottobre il primo test fai da te. Tanta la strada fatta, tanta quella ancora da fare per continuare a investire nella salute e nella sicurezza.